come suggerimento, sarebbe anche interessante sapere che tipo di modello poi si vorrebbe dare allo Stato. Noi ci ispiriamo noi ci ispiriamo al modello svizzero come Stato, cioè uno Stato che sia sempre meno Stato nei confronti dei cittadini come pubblica amministrazione, come peso dello Stato, e che alzi il cittadino sempre di più, che sia al servizio del cittadino, non come ora, che il cittadino è costretto a rincorrere la pubblica amministrazione, come diceva lei poc'anzi, per qualsiasi cosa. Che il cittadino venga messo al di sopra delle istituzioni in qualche modo, e cioè che sia il cardine principale, non costretto sempre a subire. Io credo che dovreste dare questo tipo di informazione alle persone, perché ma noi le stiamo dando ovviamente il progetto politico comunale, fattibile o meno. Un sindaco ha le possibilità regolamentari. No, il sindaco oggi ha un potere delegato e fa più danni che benefici. Purtroppo invece noi che crediamo a un tipo di democrazia diretta, dove c'è il popolo che è sovrano, il popolo che dice al sindaco cosa deve fare. E faccio un esempio scolastico molto banale. Se ci fosse da costruire un ponte qui, non so, a Padova, va bene, e si interessano i cittadini del quartiere che ovviamente ne trarrebbero beneficio, si dice questo ponte potrebbe costare da 1 a 2 milioni di euro. Siete disposti voi cittadini a finanziare quest'opera? E si fa un referendum anche su questo, si fa una richiesta. Una domanda sola volevo fare, poi dopo non intervengo più. Che differenza c'è tra questo concetto di democrazia e quello del 5 Stelle? Quello del 5 Stelle mi sembra di capire che infatti il 5 Stelle si è spostato anche molto su posizioni indipendentiste. Se no, non chiedo che differenza c'è. Di autodeterminazione. Non conosco nei dettagli, però anche loro sono contro questo sistema mafioso che dà a poche persone la facoltà di decidere per conto di tanti. Noi vogliamo cambiare il sistema anche su questo. O no, lo decide la singola amministrazione, insomma, santo Dio. Ma allora lei continua a dire su questo di togliere sempre il potere ai cittadini e di darlo alle poche persone che vogliono fare quello che vogliono. Nella mia abitudine di amministratore e di sindaco, dovevo fare un lavoro pubblico, convocavo tutti i cittadini di quella via, di quel borgo, li consultavo, gli presentavo in proposte il progetto, lo modificavamo e dopo insieme si decideva. Allora, ma questa è l'abitudine. Ma forse lei è uno dei pochi in ogni caso. No, guardi. Non mi sembra che il sistema degli ultimi giorni le abbia dato ragione, visto anche cosa è successo. La democrazia diretta, se non si esprime tramite i rappresentanti istituzionali, come si lo decidi tu, lo decide lui, lo decido io. Avvocato, no, è cos'è? C'è una confusione anche. Non avevo dubbi. È simpatico, però anche lei. No, scusi, la correggo dal punto di vista proprio terminologico, questo mi perdoni, non è un'opinione mia. Quello di cui lei parla non è democrazia diretta, guardi che lei le idee confuse, è indiretta. Lei è un rappresentante di una democrazia indiretta, perché le decisioni le prendono i rappresentanti eletti dai rappresentati. La democrazia diretta è quando il rappresentato autonomamente si pronuncia e decide. Questo in Italia non si conosce perché abbiamo scopiazzato il modellaccio francese. Ma chi governa veramente questo paese non sono i comuni, sono le prefetture, è lo Stato, sono i ministri. Renzi, quel 116,2 della Costituzione di cui parlava l'avvocato Morlini, cioè quello di andare a negoziare con lo Stato i margini di autonomia, 1, non è mai stato applicato, 2, chi ha chiesto di applicarlo non ha avuto alcuna risposta, 3, adesso Renzi lo vuole abolire, punto. Cioè c'è un neocentralismo fantastico, le materie concorrenti Renzi nel suo programma le vuole abolire, le materie esclusive delle regioni le vuole abolire, questo vuol dire un neocentralismo napoleonico che ammazza ogni tipo di democrazia. Ma quale democrazia? Non è diretta, non lo è per definizione, perché all'università si studia che la nostra è indiretta, ma non è neanche indiretta. Quando parlavate delle opere pubbliche, adesso mi dice il sindaco, io parlavo con, sì vabbè, lui era persona di buona volontà e brava e faceva queste cose, ma non è necessario. Passante, ospedale, Mose, avete visto che sia stata interpellata la popolazione? Scusate, in Svizzera questo non accadrebbe mai. Poi un'altra cosa, l'impresa di prendere la Svizzera sempre come un esempio. No, aspetti. Bisogna anche vedere i lati negativi della Svizzera. Ma quali sono? Stanno bene, hanno democrazia. No, da quel punto di vista sicuramente. Non nelle dimensioni italiane. Però noi siamo italiani e loro sono svizzeri. Allora, se la corruzione è un problema umano, esiste nel mondo intero, però quando è a certi livelli è controllata ed è fisiologica. Da noi è patologica.
Secondo argomento. Allora, no, sai cosa? Il secondo argomento lo tengo in mente. Dopo la pubblicità, perché sennò siamo fuori tempi. Pubblicità. Allora, siamo ritornati in onda, abbiamo pochi minuti ancora a disposizione, avvocato. Sì, grazie, io vorrei capire dopo una cosa. Anche l'imprenditore che molto gentilmente pone quesiti molto concreti, ma soprattutto a Marotta e al gentile interlocutore. Si dice, vabbè, a parte i 21 miliardi, come a parte i 21 miliardi, scusate? Mi sembra un argomento da poco. No, non è polemica. Che abbiamo detto, non mi fraintenda, non è polemica, me ne guardo. Ma dico, 21 miliardi di euro. Allora, in Europa, nel mondo occidentale, sappiate, Lombardia mi pare 60 miliardi, una cosa astronomica. Veneto 21 miliardi, non c'è un esempio uguale. Non c'è una sola regione in Francia, in Spagna, in Germania, che dia a uno Stato, federale o meno, quanto danno queste due regioni. La Baviera si lamenta dei 3 miliardi di euro annui che dà alla federazione. In più, come spiegava Bellati l'ultima volta, ha un vincolo di destinazione. Lo Stato bavarese può chiedere a Bonn e a Berlino e dire: i soldi che ti ho dato io, scusa, dove li stai spendendo? E negli ospedali no, per cortesia, spendili per la povera gente. E lo Stato centrale è obbligato a fare questo. Questa è democrazia. La nostra è una oclocrazia, è un nulla, è una dittatura, perché noi siamo degli schiavi fiscali costretti a dare soldi a palate, unico esempio nell'Occidente, impoverendo i nostri figli, le sue imprese. Non è un argomento sufficiente. Io vorrei chiedere a Marotta e all'interlocutore, sembra che noi dobbiamo rispondere all'indipendenza, diteci voi al contrario, ma che cosa state difendendo? Lei è un rappresentante del... No, ma io non difendo niente. Scusi, lei è un rappresentante... Sì, perché lei fa da diga e da trincea. No, non faccio nessuna diga. Aspetti, scusi, mi faccia finire. Lei è un rappresentante... Lei non è un parlamentare. Sì, lei non è un parlamentare, no. Lei è un consigliere regionale di una regione che si chiama Veneto. Lei perché ci tiene a mantenere un sistema che vede sparire 21 miliardi di euro? Perché dice no, ma non è vero questo, io sempre l'autonomia, quando sa perfettamente che l'autonomia non esiste, non ce la daranno mai, non è in programma, né di questo né di prossimi governi, che esiste un debito pubblico che all'Italia non consentirà mai di dare alcuna autonomia, che i soldi di cui parla lui non esistono perché quelli dei comuni se ne vanno tutti allo Stato. Ma perché ci prendete in giro in questo modo? Che cosa difendete? È un'ideologia? È l'idea risorgimentale di Garibaldi e Mazzini? Spiegato, ditelo a chi ascolta, dite io difendo Garibaldi e Mazzini e allora siamo d'accordo, noi sappiamo cosa fate e sappiamo giudicarvi. Bravo. Io ripeto, considero che bisogna ci sia la libertà assoluta, come ho detto prima, dei cittadini, bisogna che ci esprimiamo assolutamente. Però quando c'è una proposta che viene, una situazione che viene cambiata, viene radicalmente cambiata, bisogna che ci sia una proposta altrettanto articolata, altrimenti io, che non sono contrario a questo discorso, aspetto ancora quali sono i miei vantaggi. Ecco, allora il suggerimento che do, piuttosto che dire qua facciamo, bisogna che essere seri nelle cose, così come si chiede serietà allo Stato, la chiediamo tutti perché è troppa burocrazia, bisogna anche altrettanto, superato l'aspetto legale, la legittimità, fare una proposta in modo che sia comprensibile per me, che non sono contrario a priori, per intenderci. Noi siamo estremamente seri. No, va benissimo, questa è una proposta. Però non è riuscito a trasmetterlo. Viene fatta un'assemblea costituente, non possiamo arrogarci il diritto di disegnare già lo Stato. Sicuramente non sarà mai una piccola Italia. No, Fabio, comunque il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, proprio per dare conclusione a tutto. Qua l'ultima domanda la faccio all'avvocato, perché chiedeva prima che sposato, ma ci sarà anche un ordinamento giuridico diverso? Allora, stiamo parlando rapidamente perché siamo molto velocemente. Castelbrando mi è stato chiesto questo ruolo, per cui sintetizzo qui anche assieme al collega Fogliata. È ovvio che l'obiettivo è, come è stato detto prima, non replicare in piccolo l'esistente, altrimenti l'idea anche giuridica, io parlo solo di diritto, è inutile, è una fatica inutile. Abbiamo esperienze storiche del passato e presenti comparativamente parlando che ci permettono di dare una struttura diversa. Qualcuno diceva la persona al centro di tutto. La persona al centro di tutto potrebbe essere un inizio. Giustamente lei dice no, voglio qualcosa di più definito. A Castelbrando verranno fuori gli atti, si sono sviluppate l'ambito civilistico, l'ambito penalistico e prima di tutto l'ambito istituzionale, dando soprattutto un criterio. Il pubblico è uno degli elementi che partecipano in una comunità, assieme e non sopra al privato. Questo mi pare fosse stato una linea direttiva condivisa.
Poi nel particolare speriamo che escano gli atti di Castelbrando, che è solo un inizio di quello che potrebbe essere giustamente una risposta doverosa a chi come lei che fa una domanda seria. Comunque in conclusione un po' sta adesso l'onere di chi vuole portare anche avanti certe idee, giustamente certe idee, certi pensieri, certi cambiamenti, di renderli più semplici possibili, più comprensibili a tutti, in modo, perché altrimenti giustamente le obiezioni sono obiezioni che vengono da chi non può studiare le carte e gli atti, ma fa delle obiezioni da chi opera sul territorio. Dottor Sacconida, una battuta proprio importantissima, perché io ci ho messo la faccia da tanti anni, ed è da 2 anni che sto portando avanti intensamente questa iniziativa. Pensi che in 2 anni ho fatto più di 200 e passa incontri. No, sappiamo, infatti. Non dirmelo più Marotta, io sai che io e te abbiamo un buon rapporto, non dirmi più che non ci credi, io ci credo fermamente. Io dico che tu ci credi, altri non ci credono. No, qui c'è la serietà. Una delle cose, anzi il fulcro di tutta la nostra azione, è una parola, la credibilità. Non abbiamo nessuna intenzione di bruciare il valore supremo della credibilità. Stiamo portando avanti questo progetto senza sogni, con estremo realismo, con concretezza, con il sostegno di persone di altissimo profilo, sia del Veneto sia di fuori del Veneto, come è stato dimostrato nel convegno di sabato, e continueremo su questa strada. Non vogliamo dispensare illusioni, perché non ci piace che la gente raccolga poi le delusioni. Quindi io sono convinto che tu ci creda. Io ci credo e sono convinto che lo realizzeremo.